Buongiorno a tutti amici da Napoli l'87. Che ve lo dico a fare, voglio. Si sta ancora godendo per il 4-1 allo Spezia, li abbiamo spezzati, spezzatini, li abbiamo messi nella pasta come le spezie, insomma ragazzi, è stata una grande partita del nostro Napoli, Osimhen, ragazzi, abbiamo ritrovato Victor, doppietta ieri sera e che gol ha fatto, la velocità che ha, e come è andato via la difesa. Spettacolare Osimhen. Ragazzi, 10 gol stagionali e quando ha giocato Osimhen? Quando ha giocato per via dell'infortunio, per il Covid, avrà giocato 3 mesi, 4 mesi, ragazzi, ha fatto 10 gol, 10 gol. Aspettiamo, guardiamolo l'anno prossimo. E tanti l'hanno giudicato Osimhen, ma questo l'hai pagato 70-80 milioni, ma chi se non è buono, ma questo lo vedevi giocare una partita che non segnava, ma questo non fa un gol. Calmi, voglio, statevi calmi, fatelo giocare con continuità e vedrete i frutti, la banana, la mela, insomma, vedete i frutti arriveranno anche per lui. Avete visto ieri sera, ha fatto doppietta, ha fornito un assist. Ragazzi, la difesa dello Spezia non ci ha capito niente, non riuscivano a vedere, ma avete visto il secondo gol? Dove Osimhen scappa alla difesa, ragazzi, e nemmeno riescono a vedere il movimento di Osimhen, la velocità, come si inserisce in mezzo ai difensori e riesce a prendergli il tempo e andare in rete. Poi il secondo gol, il primo gol, dove in velocità si brucia la difesa, ragazzi, questa è una velocità pazzesca. Tecnicamente gli manca qualcosina in più a livello di tecnica, però ragazzi, se tu gli dai il pallone sulla corsa, ti fa male, ti castiga come ha fatto ieri sera. Poi Di Lorenzo, ragazzi, vogliamo parlare anche di Giovanni Di Lorenzo. Che partita ha fatto Giovanni? Sono 2 o 3 partite di fila che sta al top, ragazzi, spinge, fa gol, cross e mezzo, fa assist. Poi in fase difensiva e sembra aiutare a Manolas e a Rachmani, ripiega tanto. Cioè, tanta roba Giovanni, tanta roba. Come Manolas e Rachmani che hanno fatto una grande partita secondo me. Manolas veramente tanta roba ieri sera. Peccato poi per la disattenzione, ma un po' tutti, non solo i difensori, anche i centrali, i centrocampisti sto parlando, sul gol dello Spezia che sono calati di intensità, abbiamo concesso il gol allo Spezia, perché poi per il resto ragazzi hanno fatto tutti una grande partita. Yusai, quello forse quello meno migliore di tutti, quello il peggiore, dai, però anche lui ha fatto la sua partita alla fine da 6 in pagella. Meret ha fatto quello che poteva sul gol dello Spezia. Comunque, ragazzi, grande Napoli. Sto ancora godendo con Manuric, Polak oppure nigeriano. Nigeriano è meglio, visto che ha fatto la doppietta. Mamma mia. Se questo è Osimhen, ragazzi, e se lo avevamo da inizio stagione, dove eravamo? Già in Champions? Il Napoli... Io penso che questo Napoli era secondo, ragazzi. Eravamo secondi perché se avevamo la rosa al completo, non solo Osimhen, Mertens e tutti gli altri, Zelischi che ogni tanto avevo Covid e quella e quella, però ora non ci sono scusanti su questo, non c'è scusanti sui risultati che abbiamo fatto passati, tipo Cagliari, Sampdoria, con lo Spezia all'andata, Cagliari Sassuolo voglio dire, con lo Spezia all'andata, insomma abbiamo perso punti per strada, ma questo fa parte del calcio, l'hanno fatto anche le altre squadre, non solo noi. Noi guardiamo avanti, ragazzi, ora mancano 3 partite su 3 finali. Abbiamo l'Udinese in casa, poi abbiamo la trasferta di Firenze che non sarà per nulla facile. Abbiamo visto la Lazio ieri sera, ci ha lasciato le scelle, le penne, non sarà facile a Firenze. E poi abbiamo il Verona nell'ultima giornata allo Stadio Maradona. Ragazzi, però... bisogna vincerle tutte e 3, non possiamo fare passi falsi, perché tanto questa sera una tra Juventus e Milan di sicuro perderà punti e questo favorirà il nostro Napoli ad essere terzo per differenza reti. E niente ragazzi, per la classifica avulsa praticamente. L'Atalanta secondo me andrà a vincere a Parma, perché ormai il Parma, a meno che non faccia un miracolo il Parma, però per me vince l'Atalanta. Ragazzi, sono contento, anche Lozano è subentrato a Politano, ha subito fatto gol, si è ritrovato perché
quando rientrava non è stata all'altezza, meno male, magari questo gol l'ha sbloccato anche a Lozano e ritorna a essere il Ciuchi che conosciamo da inizio stagione, visto che mancavano Mertens e Osimhen. Lozano è partita a bomba a inizio stagione, poi dopo l'infortunio si è visto poco anche in campo, magari questo gol si è disbloccato e ritroviamo il Ciuchi di inizio stagione, un'arma in più per andare alla volata della Champions League, ragazzi, che io ci credo, è alla nostra portata, ragazzi. Dipende da noi, a questo punto dipende da noi. Non facciamo come Cagliari, ma raccomando, perché ragazzi, bisogna vincerle. Io temo tanto la trasferta di Firenze perché ne sappiamo qualcosa noi, anche se poi è stata condizionata un po' quella partita dalla partita della Juventus, che sappiamo tutto quanto, voglio. Niente, Fabian così così, Demme ragazzi, quantità, leva pallone a destra e a sinistra, passaggi filtranti, il gioco che detta Demme ragazzi. Vabbè, che ne parliamo a fare? Zelischi l'inserimento per il gol, il passaggio filtrante per Osimhen, e che ne parliamo a fare? Zelischi è diventato una costante, una continuità, che giocatore pazzesco ragazzi, può giocare in qualsiasi squadra secondo me Zelischi, è pronto anche per giocare in una top come Real, Barcellona, ma è meglio se resta a Napoli o Polak. Osimhen, voglio. Osimhen sono sicuro che dall'anno prossimo, l'anno prossimo, quando l'avremo da inizio stagione, ci divertiremo in un casino, voglio, a vederlo giocare tutte le partite. Pariam, magari, non lo so, con qualche innesto ancora più forte il Napoli, posso sognare che la cosa là, magari. Intanto andiamoci a prendere il nostro obiettivo stagionale, la Champions League. E niente ragazzi, fatemi sapere la vostra nei commenti, lasciando un bel mi piace se vi è piaciuto il video, ma soprattutto se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale di Napoliello87. Amico Spezzino, ti volevo salvare, ma no con Napoli, che volevo fare? 6 punti con Napoli. Il nostro Napoli è lì, ragazzi. Se siamo questi qui, che problema c'è? Se continuiamo così, se facciamo la partita come abbiamo fatto con lo Spezia, io penso che non ci sia problema per il quarto posto, il terzo, quello che sia, anche il secondo. Basta andare in Champions, poi o terzo, o quarto, o secondo, è la stessa cosa secondo me. E niente, con questo è tutto. Buona domenica a tutti amici, da Napoliello 87, come sempre voglio, forza Napolès.